Buongiorno, allora innanzitutto inizio con il ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla raccolta delle firme insieme a Sardegna Nazione, perché devo dire che c'è stata un'ampia partecipazione anche al di fuori del movimento. Oggi è un giorno importante perché finalmente riusciamo a consegnare le nostre 16.286 firme, raccolte con tanti mezzi comunque sofferti, perché non tutti hanno firmato, non tutti comunque si sono avvicinati a noi, ma abbiamo raggiunto un ottimo risultato. Il segnale che noi vogliamo dare come gruppo organizzazione giovanile di Sardegna Nazione è quello che anche noi giovani siamo a fianco alla campagna di tutti quanti e di tutti quelli che non vogliono vedere la nostra Sardegna inquinata dalle scorie radioattive e soprattutto dalle centrali nucleari, un altro grande pericolo, ma ci tengo a sottolineare che oltre che alle centrali il pericolo che incombe è quello delle scorie. Nel nostro futuro io sicuramente, come penso tutti i miei coetanei, vogliamo vivere in una Sardegna pulita, in una Sardegna che ci possa offrire, oltre che delle garanzie a livello lavorativo, delle garanzie a livello di salute, una salute che deve essere preservata come bene e non di certo deturpata da delle scorie portate qui da persone esterne che cercano sempre e comunque di imporci un qualcosa che non è organico alla nostra terra. Questo qui è per iniziare.